Qua è venuta giù tanta roba, eh. Guarda, sì, parecchi alberi ha buttato giù. Piano secco senza andare giù perché è un bel volo, eh. C'ho una caga. C'è che è aperta la giornata, dai. Si è aperto il cielo, visto che ha piovuto poco fa. Comunque, fioi, benvenuti in questo nuovo video di oggi. Oggi, come potete vedere, siamo in un posto diverso dal solito. Precisamente siamo sul lago di Alleghe. Perché sono sul lago di Alleghe? Perché ho deciso, insieme alla mia ragazza, di fare qualche giorno qui in questo paese, visto che è uno dei nostri posti preferiti, e visto che stiamo qua un paio di giorni ho deciso di portarmi via le telecamere, ovviamente la telecamera, perché dato che dobbiamo stare via un paio di giorni e non so se riuscirò, e spero di salvare tutte le clip, ovviamente ho deciso di portarmi via il computer e tutto per registrare tutto quanto. Questo è il lago di Alleghe, come potete vedere. Attualmente sono le 4:30, è tardino effettivamente, perché siamo arrivati qua che erano le mezzogiorno e mezzo, l'una. Ho preso la camera e tutto, siamo andati a mangiare, poi ha iniziato a piovere e ci stiamo muovendo adesso. In questo primo video che vedrete, perché ovviamente ne verranno fuori altri, non andiamo in passi particolari, posti, laghi, perché data l'ora non ha senso, però come potete vedere in certi punti, tipo là e qua, chi si ricorda, a ottobre dell'anno scorso è successo un disastro nella zona delle Dolomiti. Trento, Cortina e molti altri paesi della zona di montagna del nord Italia sono stati colpiti da frane, venti e piogge che hanno sradicato alberi e fatto danni, di cui il lago di Alleghe è stato anche lui uno dei luoghi più colpiti, come potete vedere. Quindi, dato l'orario e dato che sono anche siamo a fare anche benzina, ci spostiamo nei paesi qui vicino, perché entrambi, sia io che la mia ragazza, siamo curiosi di vedere i danni che sono venuti fuori nei vari paesi, e anche perché vogliamo vedere un attimo come la popolazione della zona sono riusciti nel tempo praticamente di neanche un anno di vedere come hanno sistemato eventuali problemi. Quindi questo video qua sarà un po' così, tanto per farvi vedere ciò che è successo esattamente l'ottobre dell'anno scorso. Ci sono una serie di alberi abbattuti causa vento, però ve li faccio vedere dopo, intanto devo fare benzina. Porca miseria, guarda la colonna che c'è, ma dai, ma non è possibile, tutti qua devono fare benzina, ma non è possibile, oh. Benissimo, benzina l'abbiamo fatta. Allora, qui ci sono gli amici di ogni motociclista, maledetti. Comunque, dopo aver fatto benzina, eccoci qua. Come potete vedere, spero sia da qualcosa perché ho solo contro. Allora, già qua ci sono un paio di alberi abbattuti, e un paio è a dir poco. Lì anche, spero sia da qualcosa. E qua praticamente quasi mezza montagna ha alberi sradicati. Non so ora che li caveranno, non so quanto tempo ci vorrà, non ho idea di quanto tempo ci vorrà. Lì sopra addirittura, qua addirittura ne hanno tagliati già un paio, e quelli qua sono fermi. Qui ce n'erano pochi, però ne ho buttati giù un paio. E lì praticamente ciao. Allora, adesso stiamo entrando nel paese di Caprile. Allora, già là, guarda là, cioè colera ha fatto veramente colera. Allora, tutta quella parte là è tutta buttata giù, gli alberi sono praticamente giù, là addirittura anche, lì tutta quella parte un po' marroncina, quelli sono tutti alberi buttati giù. Ha fatto un bel po' di disastri, sì, ha cavato via un bel po' di alberi. Non è una cosa positiva, però a volte la natura sa essere veramente tremenda. Ora, per di qua si va su per la Marmolada e il passo Fedaia. Vediamo di fare un po' di strada, vediamo un po' com'è la situazione. Quello deve essere un punto dove ha franato lì, che vedo tutti i sassi, non so se riuscite a vederli là, però lì c'è tutta una scia di sassi, che probabilmente là c'è stata una frana. Fedaia qua sembra che abbia tenuto più testa rispetto al passo Vezena, che avevo già fatto un video dove c'erano già alberi abbattuti, perché ha preso praticamente tutto il nord Italia. Se non l'avete visto ve lo lascio qua in alto a destra sulla I. Qua c'è stata una bella frana, qua è venuta giù tanta roba, eh. Guarda, già da là sopra, guarda alberi che è venuto giù là, e percorre fin giù, fin tutto qua.
Porca, lì altri alberi abbattuti, oh, proprio vicino alle case. Adesso sto cazzo di guardrail non si vede una minchia. Il capo ha deciso di stabilire un punto strategico dove poter fare delle foto. Sector obbedisce subito perché alla fine non si comanda, quindi troviamo un punto di smonta. Non so, vuoi fotografare anche questa? È tutta una montagna. Sì, parecchi alberi buttati giù. Cioè, no comment, no comment. Bello, è incredibile come di là, cioè tutti, praticamente la maggior parte degli alberi hanno tenuto botta, che è tutto verde di là, e qua niente, tutti alberi buttati giù. Cioè, non ho parole. Non ho parole. Fa tanto triste. Cioè, tu vai a pensare quanto può essere distruttiva la potenza della natura. Cioè, veramente non hai idea di quello che può fare. Bene, dopo aver fatto un paio di foto a questa catastrofe, proseguiamo la strada. Ragazzi, non mi maledite perché sono senza guanti, però col discorso che bene o male adesso stiamo andando proprio via a passo d'uomo perché vogliamo vedere proprio tutto. E sarebbe tutto un cava e metti i guanti, cava, metti, quindi non maleditemi questa cosa. So che è sbagliato, ma voi non seguite il mio esempio, voi mettete sempre i guanti. Io sono scemo, quindi divertitevi comunque a guardare i miei video, ma non imitatemi. Che la Royal R6, che bella, tutta nera. Proviamo a proseguire andando su verso il Fedaia. Vediamo là la situazione com'è ancora. Chissà il lago del Fedaia, la diga del Fedaia come sarà presa, però da quello che ricordo là non dovrebbe essere successo niente, anche perché inizia già a essere un paesaggio più roccioso. Comunque è una strada che a me piace, bella curveggiante, tranne dalla parte del Veneto perché fa schifo. Ok, il capo ha deciso che ci dobbiamo sistemare qua per qualche foto, però direi pausa foto barra vlog. Vedete che metto la moto già in posizione di partenza. Vediamo un po' qua la situazione com'è. È parecchio alto. Beh, c'è acqua. Non doveva esserci. Perché? E allora c'è una... Oh scusi, allora vediamo di qua se si vede qualcosina. Ah, là la strada. Ma cala noia, non si vede un cazzo. Vediamo se riesco a inquadrare qualcosa. Piano sector senza andare giù perché è un bel volo, Allora, lì ha frenato tutto lì. Lì, spero che si veda qualcosa. C'è una strada che ovviamente è ceduta. Lì c'è un pezzo di strada ma è ceduta e ha frenato tutto là. Il capo di mio moroso ha detto che non ci dovrebbe essere acqua giù, però da quello che io vedo, spero si veda anche in telecamera, acqua ne scorre, quindi probabilmente è venuto fuori tra virgolette un nuovo fiume, una falda, un'uscita di qualche acqua. Alberi qua non ne sono stati buttati giù, però per aver buttato giù quella mezza strada, adesso non so neanche che strada sia quella là, però cioè, fatto un bel disastretto qua. Proseguendo il nostro giro verso il Fedaia, continuano a esserci ancora molti alberi qua, addirittura transenne. Che è successo qua? Ci sono delle transenne, terra, alberi buttati giù, e qua c'è stata un'altra frana qua. Allora noi dobbiamo fare tutta quella strada per andare sul Fedaia, esattamente là sopra. Qua si è rotto tutto qua. Qua si è rotto tutto. Qua ha franato, cioè ha demolito il muretto qua. Fa la sassi che ha portato giù. Qua ha franato tutto anche qua. Cioè già la spaccatura è già da lassù, Più punti ha franato là. Tutte quelle parti marroni che vedete, tutta montagna che ha ceduto e che è andata giù a valle, giù per il paese. Qua addirittura qua deve essere andata giù, anche qua tutti i sassi, non mi sono neanche fermato. Però già da là tutte quelle chiazze marroni e tutta terra che ha ceduto, che dopo l'acqua ha portato tutta a valle. Non manca tanto per arrivare su in cima al Fedaia e la diga. Bello freschetto su, però guardate che vista, cioè impressionante. Ci sono un paio comunque di mezzi di lavoro, fango, quindi qua qualcosa è successo qua. Quella mi sembra nuova, quella mi può essere che sia stata una frana e abbia scaricato tutto in lago. Me ne sono accorto adesso. Comunque ragazzi, questo è il lago di Fedaia. Qua siamo in cima al passo Fedaia
quella è una diga ovviamente, e lì c'è il paesino. La cosa bella di questo passo è che si può attraversare la diga in moto o in macchina, però non ho idea dall'altra parte dove si vada, non l'ho mai fatto, sarei anche curioso da una parte, però dato l'orario e dato che dopo in albergo dobbiamo mangiare la pappa una certa, quindi ora che torniamo a casa ci laviamo, facciamo questo, probabilmente il video lo finirò qua, dato che ho iniziato tardi per via del maltempo. Spero comunque il video vi sia piaciuto. Insomma, proviamo ad andare per di qua. Io posso passare perché sono una persona importante, cioè guardate che roba. Qua una foto per Instagram ci sta assolutamente. Se volete vedere tutte le foto che farò in questi giorni, anche quelle che farò al di fuori di altri giri, di altri video, seguitemi sulla mia pagina Instagram, Sector_YouTube. Beh, un bagnetto me lo faria anche a volentieri. Chissà quanto fondo sarà. Vediamo. Parecchio fondo, spettacolare, cacchio, bellissimo proprio. Ovviamente qua c'è la diga, come potete vedere qua c'è la diga, e più avanti giù per la vallata c'è il paese di Canazei, che dopo si collega a eventuali altri passi, quindi insomma ci sono tutti i paesi, paesini eccetera, quindi penso che ovviamente se qua venga fuori un buco insomma sia una cosa abbastanza potente. Impressionante, non ho mai guardato la diga da qua però. È pura? Sì, è abbastanza tremenda. Oh, aspetta. C'ho una caga. Megoglioni. Impressionante. Dalla parte dell'acqua sembra anche bassa, qua invece è abnorme, è enorme. Incredibile l'essere umano cosa può fare quando si mette d'impegno. Guarda, grazie di diga. Comunque l'essere umano che ha creato questa invenzione qua è ancora più geniale, cioè è proprio un grande. Bravissimo R1, bravo. Dato che adesso sono le 6:42 e dopo questa vista del lago artificiale del Passo Fedaia, ragazzi, io termino qui il video, dato che adesso per tornare in hotel rifacciamo la stessa strada di prima, quindi non avrebbe senso registrarla di nuovo, dato che i disastri che abbiamo visto poco fa li rivediamo anche nel tornare, quindi sono sempre gli soliti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. So che è un video fatto un po' così, ma dato l'orario in cui siamo partiti, che erano precisamente all'incirca le 4:30 se non ricordo male, siamo partiti un po' tardi, però come primo giorno è andato così. Non ho filmato il viaggio iniziale perché sennò sarebbe stata una grandissima rottura di palle, quindi spero che questo video un po' così alla blanda, dato che ho pensato di registrare un po' quello che abbiamo visto, vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace sotto questo video, un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video, spero che l'abbiate apprezzato. Se qualcuno di voi è il primo video che sta guardando sul mio canale ed è nuovo e non l'ha ancora fatto, lo invito a iscriversi al mio canale per non perdersi altri video. Per chi è nuovo ed è il primo video che sta guardando nel mio canale, lo invito a iscriversi subito, attivate la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video. Se volete sapere un po' più di me e volete vedere anche le foto, comprese anche quelle di oggi, iscrivetevi alla mia pagina Instagram, Sector_YouTube. In descrizione trovate il link della mia pagina ovviamente Instagram e trovate anche quella di Facebook. E dopo avervi detto penso tutto quanto, vi saluto con questa vista di questo passo fantastico. A me piace un botto fare sto passo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye fioi. Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted to all this remotely melodic. See how some people become alcoholics. Addiction is real but mine isn't as toxic. Although sometimes I feel a little psychotic. I know that I got it in me, can't stop what's in me to the top.